Nella lavorazione del legno è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, torna un'altra edizione di linea diretta di infofriulitv.net. Abbiamo con noi ospite la collega, nonché scrittrice, tra l'altro Paola Treppo, collegata da Udine. Perché abbiamo Paola Treppo? Perché Paola Treppo, oltre ad essere una brava giornalista, una cronista di provincia, di quelle battagliere, di quelle che vanno dentro la notizia, chiaramente dentro la notizia porta anche delle curiosità. Le curiosità, da brava cronista di provincia, fanno sì che vengano poi trasformate in libri, e allora adesso andremo a sentire, sperando che la linea torni, perché questo è il bello della diretta, come potete vedere, insomma, quando internet molla la situazione, si vede che la posizione anche della collega non è altamente, come si dice, potenziata la rete, succede. Siamo in attesa appunto di ripristinare il collegamento audio e video con Paola Treppo. Dicevo, Paola Treppo che ha scritto un bellissimo libro che racconta un po' le storie, i particolari e via dicendo, accaduti in Friuli, Venezia Giulia. Vediamo se Paola riusciamo finalmente a collegarci. Ecco, io la vedo, sperando che insomma la linea tenga. Allora Paola, ci vuoi raccontare questa ultima iniziativa editoriale? Sì, si tratta di un libro che raccoglie le testimonianze legate alla vita e alla morte in Friuli Venezia Giulia, nel Friuli storico, quindi Pordenone, Udine in particolare, con le sue vallate in primis e anche una parte di Gorizia. Si parte con la descrizione di quelli che sono i rituali del 1° e del 2 novembre, mese tradizionalmente legato insomma, al ricordo dei nostri avi, alle persone che ci hanno precedute, che ci hanno lasciato, e che in antichità era il vero capodanno per le terre che anticamente abitavano il Friuli Venezia Giulia. Nel corso di tanti anni ho raccolto testimonianze di persone che mi hanno raccontato le storie a loro volta dei loro nonni, delle loro nonne, sugli usi, costumi, tradizioni alimentari, sugli usi della gestione dei cimiteri, sulle modalità con cui venivano svolte le cerimonie funebri e anche sulla cura dei cimiteri stessi. Ad esempio,
non lo so, oggi noi addobbiamo in maniera molto importante le tombe dei nostri cari con crisantemi, con lumini e con oggetti vari, spesso appartenenti anche alla persona defunta. Invece in antichità non c'era l'uso di apporre neanche il nome del deceduto sulla croce. La croce veniva sistemata sulla sepoltura e poi, come ci raccontavano le donne della zona di Taipana, ognuno sapeva dove andare a trovare il suo morto, non era necessario porre un nome sulla croce, tutti sapevano dove c'era seppellito il loro caro. Una raccolta quindi di testimonianze vere dalla viva voce della gente che racconta in una memoria orale che non è mai stata trascritta in alcun libro, di queste vicende, insomma, che ci accompagnano ancora oggi, segni, simboli, paesaggi del territorio, che raccontano naturalmente per chi li vuole osservare. I simboli e le credenze ancora molto vive, specialmente sul fronte alimentare di quelli che sono gli usi, in particolare di novembre. Ad esempio in Alta Valtore si continua a cucinare la cosiddetta polenta quinciade, che in dialetto locale si chiama ocicana, che è una polenta che si mangia tutti insieme utilizzando un'unica contenitore, e poi un po' si lascia nella notte, perché si dice che i morti in quella notte particolare trovano un varco tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e tornano là dove erano vissuti, dove avevano avuto la compagnia dei loro cari, e mangiano anche loro alla tavola, quindi una rimescolanza tra i mondi che poi si rintraccia in tanti simboli, come dicevo prima, che se osserviamo bene il territorio del Friuli Venezia Giulia troviamo ad esempio nelle pietre dei morti, le pietre degli angioletti, cosiddetta Marano, che sembra in realtà una colonna, ma in realtà era una pietra sulla quale si posizionavano i bambini prima di portarli in barca al cimitero, perché il cimitero di Marano Lagunare è oltre diciamo, la parte della peschiera, per chi la conosce, anche nella zona di Tramonti. No? Mentre all'epoca si doveva giocoforza trasportare l'aldilà, no? Non solo materiale ma anche diretto. Senti, possiamo dire anche una riscoperta particolare delle tradizioni friulane, come hai sottolineato tu, forse addirittura antecedenti, senza forse, antecedenti addirittura quello che è Halloween, riportato in maniera marcatamente da oltreoceano. No? Qui si faceva qualcosa di particolare, si commemora il defunto con delle tradizioni già dei tempi, come tu hai sottolineato. Sì, ricordiamo, per chi non lo sa, che la tradizione di Halloween, che noi crediamo di avere importato dall'America, importato tra l'altro in forme più, diciamo, festose, perché hanno perso il loro significato reale, arrivano in realtà dagli emigranti, da chi emigrò arrivando nelle nuove terre dell'America. Lì la tradizione, che in realtà appunto era irlandese, insomma, delle origini di questa colonia, furono I Celti, completamente tanto per essere chiari. trasformate, esatto, e poi furono riportate nella nostra terra e si sono trasformate in una sorta di, dico io, carnevale, quindi perdendo il vero significato che però si rintraccia ancora oggi in alcuni paesi, come ad esempio ad Ampezzo, oppure a Chioperi di Scone, a Visco, ci sono delle tradizioni che ancora riportano all'antichissimo rito, all'antichissimo significato dell'accensione della zucca come simbolo, diciamo, luminoso per le persone che in quella notte possono camminare nelle due dimensioni e arrivare nella dimensione terrestre, quella che noi percepiamo e viviamo durante la nostra vita terrena. Ecco, se permetti Paola, da sottolineare anche per mantenere la tradizione, soprattutto la famosa Fiera dei Santi di Rivignano, che da secoli, insomma, porta avanti la tradizione popolare nel rito pagano e anche cristiano. Ecco, Rivignano, che oggi è Rivignano Tour, però in realtà la festa proprio è di Rivignano, un paese a noi tutti molto caro,
ha assorbito questa tradizione, l'ha portata avanti, è una delle fiere più antiche in assoluto del Friuli Venezia Giulia e racconta inizialmente di una grande fiera di bestiame, un bestiame che veniva trasportato in piazza e poi si ballava, ha assunto poi nel tempo la connotazione della morte, della festa della morte come celebrazione della vita. E io dico sempre, nella nostra società veloce, interconnessa, che dà poco spazio alla riflessione, vogliamo nascondere il senso della morte. Ecco, quella di Rivignano è una festa particolare che si mantiene, si vuole continuare a mantenere, forse perché c'è proprio l'esigenza di riallacciare questo legame con la morte e di viverla come qualcosa che non sia qualche cosa che trancia, diciamo, il legame affettivo che c'è tra le persone che se ne sono andate e quelle che restano, ma è un legame che in realtà rimane. Ecco, Una cosa volevo aggiungere importante è che... naturalmente, sì, dimmi pure Omar. No, no, ti avevo visto un attimo bloccata, era rimasto il fermo immagine, allora magari giusto da casa per dire che sei in diretta lì, live, Sì. ecco, giusto per dimostrare che insomma siamo in diretta. No, volevo dire e chiederti soprattutto, questa non è la tua prima esperienza editoriale, no? È già comunque un passato, è uno storico molto importante per quanto riguarda la realizzazione di altri libri, sempre comunque immersi nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Sì, io da anni mi interesso sia per lavoro ma soprattutto per passione di tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Il primo libro che ho scritto è La Casa della Vergine su l'unico vero, diciamo così, tra virgolette, miracolo, l'unica apparizione documentata fino ad oggi della Madonna in Friuli Venezia Giulia è quella di Porsus, un piccolo borgo, tra l'altro poco conosciuto, dove la Madonna apparve a una bambina, un rito che fu un momento diciamo miracoloso che fu dimenticato negli anni e che io ho trascritto sempre raccogliendo le testimonianze delle persone che vissero, che hanno raccolto le memorie di quei tempi. E poi un altro libro legato alle tradizioni friulane invece edito da Biblioteca dell'Immagine è Fuochi Epifanici, un rito antichissimo che si perde nella notte dei tempi, legato anche in questo caso ai rituali diciamo della possibilità di rendere fertile la terra, di bruciare il vecchio per lasciare il posto al nuovo. La tradizione cristiana spesse volte si è adagiata su date, credenze, usi e costumi di quelli che erano gli abitanti pagani delle nostre terre, terre che oggi noi chiamiamo Friuli. Quest'ultimo libro, edito invece da Chiandetti, è un ulteriore approfondimento che racconta tra l'altro anche di cimiteri abbandonati, cimiteri che sono scomparsi, cimiteri di cui le persone percepiscono la presenza o di cui sono rimaste solamente vecchie lapidi avvolte dalla vegetazione incolta oppure che sono stati arati dalle lavorazioni della terra, in particolare nella bassa friulana a ridosso di Aquileia. Ci sono tante leggende, ma tante sono anche verità raccolte da testimonianze tramandate di generazione in generazione. Bene, io ringrazio Paola Treppo che lascia il suo lavoro, tra l'altro prima ho sottolineato l'importante presenza femminile a livello televisivo, ricordo ancora che Paola collabora come inviata speciale nella cronaca e non solo nella conduzione dell'emittente interregionale Telefriuli, so che hai degli impegni anche tu in redazione perché il telegiornale ormai, come si dice, si fa sera e di conseguenza bisogna aggiornare le notizie, questo è il nostro lavoro, dobbiamo essere sempre sul pezzo. L'orologio lo lasciamo a casa e gli impegni devono gioco forza essere mischiati bene per fare quel mix particolare che è il giornalista di provincia per eccellenza. Grazie Paola, buon lavoro e ti ringrazio ancora per aver partecipato all'interno della nostra pagina informativa. Grazie a te Omar e grazie anche al tuo prezioso lavoro. E come si dice dalla lontana provincia dell'Impero, anche se oggi onestamente ho varcato il grande fiume, mi trovo nell'ufficio operativo di Friuli TV di quel di Zoppola, dunque siamo nel Friuli occidentale. Vabbè, comunque le tradizioni le manteniamo anche noi e come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima.
Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.